Saluto a tutti e bene a tutti. Non ho nulla per la questione della lingua, però mi pare che a forza di studiare in italiano, in Sardegna, o mezzo su, ma da gente del resto del mondo, la Sardegna le riviene un atollo. In spiaggia, potete vedere ricco se vi per di spettacolo, e galoppare altre spiagge per potenti del mondo. Poi era il sorzo di guerra. E la Sardegna non è giusta, noi non vogliamo essere giusti. Poi noi siamo un continente di cultura e un universo di lingue. E di fatti si sa scuola noi hanno sempre nato, sempre a leggere di antu potente l'impero romano. Noi hanno pure leggere di molto scevola. Ma poi tan sicura e sui gioiosto non erano altrettanto eroico e difensori del proprio popolo. Non si meritavano pure su una mezza pagina di un libro di storia scolastico e non se l'hanno meritato. Noi hanno nato a Sardegna, hanno attento il Medioevo. Noi hanno andato a studiare il Medioevo di tutta Europa. Noi hanno andato pure legge tutta la stappa di Giovanna d'Arco, grande uomo sicuramente. Ma l'anno prima Leonora d'Arborea non altrettanto eroica, e giudichessa e pure legislatore. E anche in Europa, nel Medioevo di anni bui, l'Imutiana, in noi invece un anno di Lugore. Una giudichessa era tu legge, vorci prima legge in difesa della semina, osa in un atto in attirube. Noi hanno fatto leggere in scuola della guerra dell'indipendenza dell'Italia, ma l'Italia. Il regno di Sardegna la aveva demandata, purtroppo sicuramente regnava da gente stranza, noi abbiamo subito pure uso. Noi hanno fatto leggere di Giuseppe Mazzini e di Carlo Pisacane. E anni prima Giovanni Maria Anzoi non tenia soltanto per isso ad un rivoluzionario di tenere una pagina del libro di storia di scuola, non la tento manchisso. Eppure, più di o vespro siciliano e in Sardegna non in vespro gaie tutto, rivoluzionario. Noi hanno fatto leggere del ventennio fascista, siamo tutti del ventennio fascista. Antupilo tenia di arena Benito Mussolini, ma meno male la gente ha letto e legge Gallo, scritto da Grazia Deledda e di Antonio Gramsci. Sicuramente erano uomini e femmine di pace e di uguaglianza. Noi hanno fatto imparare a memoria 7 meraviglie del mondo, mi pare ne vinna solo a metà. In Sardegna avere 20.000 siti archeologici, tutto una meraviglia, tutto su siti di un'architettura non tutta delle satire siti del Mediterraneo. È tutta una meraviglia la Sardegna. Oggi sono libro di scuola moderna, di scuola del mercato, di scuola del marketing, di scuola di telecomunicazione, di tecnologia, queste sono l'umene di Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg, Elon Musk, ma sono giovani di Sardegna. Lì in Sardegna è stato creato il primo giornale online in Sardegna da Esardoso. Lì i Tiscali è stato creato in Sardegna e da Esardoso. E è un provider. Un provider galuoso e competente sul sprosorte del mondo, addirittura a Pocarcano ha dato 3 metodi al borsa del mezzo mondo. La Sardegna che sta mezza anni creando giganti. La Sardegna tiene bisogno in scuola, è urgente e necessario, si deve leggere il libro dove nana della storia, dei personaggi, dell'architettura, della musica, dell'arte e della tecnologia in Sardegna, in modo da inorgoglire i giovani sardi. La Sardegna tiene bisogno di tornare a generare una nuova generazione di giovani giganti. La Sardegna tiene bisogno di un'agricoltura che sia in grado
di soddisfare i suoi bisogni alimentari. Aumentando il nostro prima dire un montone di nave, ma noi non possiamo sempre aspettare la nave per poter mangiare. Questa è una pecca in una democrazia, mentre è ose. La Sardegna ha bisogno di un'agricoltura e hanno a braccetto un'istruzione. L'agricoltura è capace di fornire cultura di vita e di sapere. Tiene bisogno la Sardegna di un'agricoltura e hanno a braccetto una sanità. Una sanità che dà un misuro a base per una questione alimentare, a tutte le patologie entrando in vua, la sanità deve avere modo e tutto quanto noi abbiamo sul diritto di abbarrare sano. Teniamo bisogno dell'agricoltura, anzi, l'assessorato all'agricoltura deve prendere attenzione sui pescatori sardi, non deve mai nessuno attenzione a questo. Forse la categoria più bisastrà e più trattata male. Sempre impedire di poter pescare, di poter lavorare solo, per morire di guerra, oppure per altri tipi di fermo, di leggi ambiguas. E mai risarcioso a dovere, mai sufficientemente. E su mare nostro in balia dei pescatori del resto del Mediterraneo. Abbiamo a modo di serrare, in 3 ore. La Sardegna ha bisogno di un convincimento dei giovani. Questi giovani devono stimolare una coltivazione straordinaria, alternative. Mentre per esempio una cultura di ritorno. Era una legge apposita per la canapa in Sardegna, in base a questa realtà di questa produzione. E crea un misuro valore aggiunto sul territorio e non giovani intranissimi dalla galera. La Sardegna ha bisogno di un'agricoltura e non dà da nessuno i segos. Mentre le aziende sono assoggettate da asta giudiziarie. Questa è una vergogna per la democrazia, questo. Bisogna avere una forte volontà politica di poter riuscire a rinegoziare questo debito bancario e tornare a fare in modo che queste aziende siano tornare produttive e di tornare a dare entusiasmo e dignità a questa gente che vive in cui, in modo che su manzano, a pesene, non debbano timere sul problema dell'ingiunzione e sul problema del sfratto. Grazie.